Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato un giovane italiano che deteneva nella propria abitazione 13 dosi di cocaina, 37 grammi di chetamina, 14 di marijuana e 2 flaconi di anfetamine. L'operazione si innesta in una serie di perquisizioni eseguite dai militari del gruppo di Pordenone su delega della locale procura a chiusura di un'indagine che lo scorso aprile aveva portato alla denuncia di uno spacciatore per la detenzione di quasi 80 grammi di droghe tra cocaina, marijuana e hashish. Nell'abitazione del giovane musicista, si tratta di un trapper, situata a San Martino al Tagliamento, le fiamme gialle hanno rinvenuto le 4 sostanze proibite, tra cui la chetamina, tristemente nota per essere la droga utilizzata nei rave party. Gli stupefacenti sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo tratto in arresto. È già stato condotto, su disposizione della Procura di Pordenone, nella casa circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono riprese questa mattina e stanno ancora proseguendo le ricerche del pensionato di Cinto Cao Maggiore disperso da sabato scorso a Chions. Nessuna novità al momento. Oggi in campo una quarantina di volontari delle squadre comunali della protezione civile e una decina di unità cinofile delle varie associazioni sempre della protezione civile. La ricerca è estesa al confine tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, in piena sinergia con tutte le forze in campo. Questa è la situazione al valico della Casa Rossa a Gorizia, frontiera del nord-est, questa mattina 8 novembre 2022. Ormai è da tempo e da giorni che c'è un continuo arrivo di clandestini e la situazione sicuramente sta diventando insostenibile. Naturalmente un plauso alle forze dell'ordine, sia le donne e gli uomini della Polizia di Frontiera, della Polizia di Stato, ma anche dell'Esercito, che stanno presidiando e stanno cercando di mantenere l'ordine pubblico e di verificare se queste persone hanno i requisiti per entrare in Italia e poter fare richiesta di asilo politico e anche di asilo come status di rifugiati. Sicuramente è una situazione che Gorizia, l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale non può gestire, ma è di competenza nazionale. Quindi io faccio un appello al governo, alle forze di governo, al ministro degli interni, ai sottosegretari, perché vengano a sincerarsi della situazione e perché diano una mano a questa parte, a questo lembo di terra che non può sopportare una cosa di questo genere. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.